Gianborno ragazzi, Gianborno e benvenuti in questo nuovo video. E voi direte, ma scusa ma come? Ma come? Ragazzi, ho preso possesso del canale di Miro quest'oggi. Ho preso possesso del suo canale per portare una mia serie storica. Ciao Miro! Ciao Sic, ciao a tutti ragazzi, mi hai rubato il canale, è Ti ho rubato vero? il canale, però ti ho prestato una serie. Sì, decisamente sì. Quindi diciamo che siamo pari. Sì, è un giusto compromesso questo. Ragazzi, abbiamo fatto un sacco di pipponi sul mio canale. Perché non andare a fare i pipponi della storia del Cagliari sul canale di Miro? E sarebbe figo e figo. Infatti, te ne ho selezionati poco più di una quindicina. Però vi dico una cosa, ragazzi. Iscrivetevi a questo canale e lasciate anche tanti mi piace se volete la parte 2. Perché quanti pipponi ci stanno del Cagliari? A voglia te, a Mamma voglia. mia, io sono abituato con... da me già so pipponi quelli che fanno discretamente bene, quindi voglio vedere un attimo, insomma, da te che ne pensi, anche perché poi te ne ho selezionati 16 per l'esattezza, che potrebbero essere tutti dei pipponi enormi o tutti dei giocatori buoni, perché insomma, poi il limite è minimo. Certo, Allora, guardate, presento immediatamente quello che ti ho preparato dei gradini della tier list. ok, Allora, il gradino più felice, diciamo, quello che sì, insomma è un pippone ma ti risparmio, sarebbe Ti voglio bene lo stesso. mm, Che ok, comunque è quel giocatore che alla fine tu, diciamo che in parte ti sei affezionato, nonostante è un pippone, è uno di quei pipponi che è talmente pippone e fa il giro e diventa simpatico, però nel senso alla fine qualcosa di buono ha anche fatto, quindi non ti senti di crocifiggerlo calcisticamente parlando. C'è di peggio, diciamo. ok, Il secondo gradino, ricordo sono 5 gradini, poi la gente li sta sì. guardando a schermo, di qua, era meglio se me li magnavo, i sordi intendo, quelli che il Cagliari ha speso o anche se è arrivato a parametro zero, insomma quelli che gli hanno di stipendio, era meglio se, insomma non lo so, facevamo un sushi all you can eat, ma magari effettivamente non andavi a comprare quel giocatore lì. E poi i 3 gradini più in alto sono un grande classico mio, perché il gradino di mezzo è sfogo, Ok, il gradino sopra sfogo è super sfogo e il gradino ancora più sopra è un semplice ma impattante e sempre di moda, ma come cazzo si fa? onesto, Quindi tu dovrai, diciamo, indirizzare i calciatori che ti andrò a dire adesso io mediante questi 5 gradini della tier list. vai, Mi dovrei dire ovviamente il motivo e tutto quanto. Poi ti dico anche il mio punto di certo. vista, se magari sono d'accordo o non sono d'accordo, però insomma sicuramente saprai più tu di me. E il primo che vedo immediatamente proprio a schermo è un portiere ed è Agazzi. Oh, Oh, bellissimo. ma bellissimo Agazzi, insomma, ho No, altri gusti. effettivamente c'ha un po' un look da, come si dice a Roma, da cazza mortaro. Però, oddio, Agazzi ha di per sé il fatto che è stato, il portiere del Cagliari in uno dei periodi più anonimi della storia del Cagliari. Non succedeva nulla, sempre le solite salvezze. Non era malvagio, No, ma anche perché non perché era a pensarlo malvagio. adesso dici non succedeva nulla, sempre solite salvezze, ma magari le solite... Esatto, esatto, esattamente. Hai proprio centrato il punto. Però non ha mai convinto, cioè è passato alla storia per una parata che fece in bagher su una punizione di Miccoli in un Palermo-Cagliari, Mm. però a parte quello a me non è mai piaciuto e non ha mai trasmesso sicurezza, però rispetto ad altri è un lusso, Mm. quindi io lo metterei nella categoria de mezzo. Quindi sfogo o era meglio che me li magnavo? Sfogo, Sfogo. sfogo. Io ti dico che Agazzi addirittura non me lo ricordo da titolare, cioè me lo ricordo per anni e anni nella rosa del Cagliari, non so perché, magari c'è Sì, stato tanti, però come titolare non me lo ricordo praticamente mai. invece era il portiere titolare lui. Comunque vi avverto che se questi contenuti vi piacciono, perché a me gasano tantissimo, faremo anche delle tiere un po' particolari, tipo, che ne so, andare a mettere i giocatori che hanno fatto meglio, tipo Marchetti, mi ricordo Marchetti, tipo, poi me ne parlerai tu, tipo quei giocatori là. Comunque guarda, ti vado subito sul secondo nome, che è un giocatore che io ho avuto a Roma, una merda Okay. infinita, però Andreolli. Andreolli è stato alla Roma? Sì, è stato alla Roma e è stato all'Inter pure Andreolli. L'Inter lo sapevo, ma alla Roma m'era mancata 'sta cosa, ma davvero? Sì, mo te dico pure in che anno è stato alla Roma Andreolli, però c'è stato al 100% perché me lo ricordo proprio alla Roma.
No, sta cosa Allora, mi era la Roma lo ha sfuggita. comprato dall'Inter, però gli ha fatto fare 0 presenze, poi l'ha girato in prestito a Vicenza e Sassuolo, poi è tornato alla Roma, ha fatto 8 presenze e poi se n'è andato al Chievo. Madonna mia, sta cosa non l'avrei mai detta, Andreolli alla Roma. C'è stato, me lo ricordo, era giovane. Una cosa Andreolli, obbrobriosa, lascia perdere, guarda. no, Andreolli, Però a Cagliari era male, eh? Non me lo ricordo, forse a Chievo aveva fatto bene, forse al Chievo. sì, magari lì a Chievo ha fatto bene, all'Inter, i primi tempi forse ha fatto bene, a Cagliari era diventato il cosplay di una salamella perché c'ha fisso la testa rotta con la retina, tutte le Me lo bende. ricordo. Calcola che volevo metterti la foto con tutta la testa rotta, ma non me la faceva selezionare, non so perché. Però c'era tipo tutta testa, tutto Sì, sì, cosi, robe. tanto una partita ogni due c'aveva la testa rotta Andreolli. Oddio, io penso che Andreolli sia stato il classico, era meglio se me li magnavo quei soldi, perché non ha mai apportato un qualcosa in più alla rosa del Cagliari, ha campato un po' di rendita per il fatto che fosse un centrale dell'Inter, ma a Mm. parte quello ha veramente poco. Non lo metto all'ultimo gradino o al primo, perché sarebbe ingeneroso nei confronti della persona, ma a livello calcistico era meglio se mi magnavo, decisamente. Allora, guarda, il prossimo nome, io me lo ricordo a Torino, che mi fece vincere un fantacalcio perché fece una stagione clamorosa, cioè mi fece vincere un fantacalcio e fece bene, diciamo, rispetto ai suoi canoni. E giocava esterno a tutta fascia a Torino, ed è Danilo Avelar. Te lo so se te lo ricordi tu a Torino, cioè era clamoroso a Torino. Cioè è Sì. stato un anno clamoroso, poi ha perso il posto, forse per De Silvestri, o forse giocavano tutti e due, non ricordo. Oddio, non mi ricordo, Mm, sinceramente. De Silvestri no sicuro perché, Avelar giocava a sinistra, ok. era un terzino sinistro. E tra l'altro su Avelar, ho da farti una correzione, perché Eh, tu in un tuo precedente video, se non sbaglio con attenzione. Gabboman dei Pipponi, Ecco. hai detto su Goicocea che aveva subito gol da un cross di Nainggolan. In Eh, realtà era di Avelar il cross. ma davvero? E perché inquadrano subito dopo Non lo Nainggolan? so, perché Nainggolan fece il primo gol in quella partita, dopo 40 secondi. No, no, questa cosa mi hai ucciso un mito, calcola. Cioè, io non me l'aspettavo mai. No, Eh adesso no. già, Mentre tu racconti, io adesso mi distrarrò per andare a vedere quella papera di Goicocea. sì, sì, Credendo in quello che dici, però devo rivederlo. sì, sì, perché io quella giornata non me la scorderò mai e poi mai. Ti ringrazio. Io invece, nemmeno io comunque. Comunque Avelar non era male, nel Mhm. senso che era un terzino discreto, cioè faceva quello che doveva fare un terzino, però non ha mai entusiasmato. Il problema è che noi venivamo da anni con il nostro vecchio terzino sinistro che era Agostini, a cui eravamo tutti affezionati, poi Mhm. avevamo avuto Murru che non aveva convinto, quindi Avelar si ritrovava una sorta di... era una sorta di discepolo su quella fascia che aveva bisogno di una persona che potesse interpretare al meglio quel ruolo. Avelar non l'ha mai fatto, ma secondo me non ha nemmeno più di tanto deluso, quindi Mm. anche lì, anche lui lo metterei in sfogo. Ok, te lo metto subito in sfogo. Comunque ho controllato perché c'avevo questo falso mito nella testa. Praticamente è vero, Nainggolan fa il primo gol, poi Nainggolan fa il triangolo con Avelar, cross Avelar, se la butta dentro con Goicocea, appena se la butta dentro c'è Avelar che non si vede né in faccia né sulla maglia e Nainggolan che lo bracca, lo abbraccia e lo butta per Ah, terra. ecco Quindi perché. è per quello, faccio vedere la piccolissima parte prima che... Oh, Che bei rapidamente. ricordi. Ecco, eccolo qua. E qua c'è, guarda, Nainggolan che abbraccia, vedi? Subito dopo il gol. E quindi è questo qua. Che bei ricordi tutti i tuoi, devo dire. Andiamo avanti. Procediamo spediti e ti dico questo Cabrera. Madonna, ragazzi, la monnezza che avete fatto. Mamma mia. Ma Cabrera, ma Cabrera. Allora, Cabrera, te lo dico subito, va in dritto subito, ma come cazzo si fa? Peggiore però. Sì, 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 perché è stato un acquisto inutile, non ha fatto un cazzo salvo per una cosa per cui viene ricordato. Cabrera che Se non sta mi... guardando questo video. Assolutamente sì, assolutamente sì.
Tra l'altro c'ha 'sta faccia da pupetto, da proprio da pischelletto, da bambino, da infante quasi. Che cos'è che ha fatto Cabrera? La cosa che lo ricorda? L'unica cosa per cui viene ricordato è stato il fatto che in un Cagliari-Milan Mh-mh. lui, senza nessun motivo, fece, non mi ricordo se un fallaccio o un fallo di mano, Mh. penso più un fallo di mano, a metà campo, così, beccandosi il rosso. È l'unica cosa per cui viene ricordato. Io Cabrera l'ho presi al Fantacalcio e non so quante presenze abbia fatto sinceramente, Non so poche, quale poche. feticismo tu abbia in realtà. Vabbè, perché facevo allora facevo il Fantacalcio con le quote. Cioè Okay, praticamente tu dovevi prendere se tu cioè la quota la base d'asta era la quota. la Quindi quota nel attuale, senso, cioè non okay. è che potevi andarti a prendere, che ne so, Pasquale Foggia che non voleva nessuno e pagarlo 1. Cioè comunque dovevi pagarlo 14 e quindi Cabrera era a 2, era dato titolare in partenza, ho detto lo prendo. Un pippone. Caio Rangel, questo manco so chi, manco l'ho mai letto in tutta la mia vita, non so manco chi sia, eppure quello dopo non so chi è. Ah, Caio Rangel è stato il frutto di uno degli ultimi anni di Cellino, mm, de presidenza. È stato un giovane attaccante brasiliano mhm. che ha giocato pochissimo, non ha fatto vedere niente, e penso che sul il suo proseguo di carriera non sia stato proprio fantasmagorico, quindi Guarda, io per non sapere né leggere né scrivere ti racconto che Caio Rangel in questo momento gioca alla Goianesia. Ha fatto la Chapecoense, ha fatto tutto calcio brasiliano. Solo il sì. Cagliari, poi è andato via, ha fatto solo portoghese e brasiliano. Penso che faccia capire che il Cagliari e l'ambiente europeo non era al suo livello, cioè non era lui a livello di questo calcio, non lo E so, non... forse perché l'ho visto pochissimo, te dico, era meglio se me li magnavo. Ah, ok, ok, ci sta. Senti, io voglio zompare lui, che poi insomma manco chi è, insomma manco come si pronuncia. Vabbè no, e come si pronuncia mi sembra abbastanza chiaro, però voglio andare su di lui perché adesso gioca alla Virtus Verona. Ceter. Madonna mia, madonna mia. Mamma mia, comunque la merda. Damir Ceter. Damir Seter, Seter, te pronuncia ringrazio. corretta. Te ringrazio Allora, perché adesso potrò raccontare ai miei nipoti di Damir Seter pronunciandolo nel modo giusto. esattamente, è una cosa importantissima. Dove No, cazzo? Che questo? Ma chi sei tu? Ma perché? è stato un qualcosa di scandaloso, è venuto in un calciomercato invernale, se non mi sbaglio arrivò una stangone, no, è tipo alto 1 m e 90 m, è una branda comunque, è una branda, una prima punta che però non sa correre. Io mi Bene. ricordo una partita, il primo anno in cui ci fu il Benevento in Serie A, che giocammo la partita di ritorno al Vigorito, Mhm. ogni 3 passi stava per terra, cioè non riusciva a correre. Sadi Kumar praticamente. Probabile, non l'ho visto. Libor Kozak, te lo ricordi? Che correva Sì. tutto. Era una cosa veramente antiestetica, bruttissima e il qua ma come cazzo se fa è d'obbligo. Ok. Allora, guarda, questo qua te lo metto dopo così teniamo un po' di alternanza. Voglio sapere, io non capisco perché, cioè questo non deve stare qua secondo me. Victory Barbo. Oh, è interessante. È interessante perché il Barbo va nel dritto nel "ti voglio bene". Mm, mm, mm. Il Barbo se lo merita. Il Barbo in realtà ha pagato molto la sua discontinuità e il fatto che effettivamente, a parte il dribbling, non fosse un attaccante così completo. Correva e dribblava, ma sotto l'aspetto realizzativo non era un fulmine di guerra, ecco qua. Però Ah, dai, l'Ibar bis ha fatto schifo. sì. Però anche l'Ibarbo 1 io me lo ricordo molto bene, mi piaceva tanto, ma non so perché mi piacesse, forse si era creato un falso mito. Cioè, alla fine leggo che in 115 partite di Serie A ha fatto 15 gol, cazzo. Cioè, eh. È una media realizzativa un po' bassa per una punta, pensavo però dicessi è una merda, no, meno male. È una media realizzativa un po' bassa.
Sì, Usiamo gli effettivamente lo è. eufemismi. No, no, dai. Però il Barbo, cioè, si è fatto voler bene a Cagliari. Sì, sì, assolutamente. Allora, questo qua, Ceppellini. Chi cazzo è Ceppellini? Dio, non voglio dire cose che poi mi rischiano di demonetizzare il video, quindi evite eviterò di parlare. Eviterò di Però spiegarti chi è Ceppellini. sì, cioè, penso che pure la madre se lo stia a chiedere chi è lui. Una cosa Dove te lo imbarazzante. metto? Dove te lo metto? Il super sfogo, che è l'unico coso che è rimasto voto. Sì, vai, vai. Ceppellini. Ma non hai ricordi di Ceppellini? No, perché avrà visto il campo sì e no 2, 3 volte, letteralmente. Se arriva a 5 è grasso che cola. Va bene. Prossimo nome, Clavan. Ma ecco, questo Cadmerk, è no. un altro che me l'ha fatta, perché è un altro che ho preso al Fantacalcio e, e ha fatto cagare anche lui. Tra l'altro, sai chi era un altro che avevo preso al Fantacalcio e mi aveva deluso tantissimo? Cioè, deluso Chi? tantissimo fino a un certo punto, però mi aspettavo di più, che a Cagliari secondo me non ha fatto malissimo. Bruno Alves. Ah, eppure Bruno Alves era tanta roba. Però cioè, rigori, punizioni, alla fine avrà fatto un gol in 3 anni praticamente, due forse. Sì, ne aveva fatto uno su punizione, non mi ricordo contro chi, ma lo fece. Comunque, Clavan, che arrivava dal Ah, Liverpool se non erro. sì, arrivava dal Liverpool in cui non trovava spazio e venne accolto a Cagliari come un potenziale crack. Mm. E invece? Potenziale, ma giusto perché veniva dal Liverpool, perché se viene dal Liverpool è buono, di certo non te lo mettono a vendere al Cagliari. No, è vero, Parliamoci però nel chiaro. senso quello che pensa uno è tipo, vabbè, dai, cioè se vieni dal Liverpool vuol dire che se sei una pippa per il Liverpool, per una squadra che si deve salvare, potresti essere un buon acquisto. Esatto, cioè perlomeno sei incapace di intendere, sei capace di intendere e di Era volere. capace di intendere e di volere? Sì, però stava molto poco sul pezzo. Mm. Poteva fare decisamente meglio, secondo me. Ha deluso molte volte perché anche lui peccava di discontinuità, poi la difesa del Cagliari sono anni che lascia un po' a desiderare. Lui, diciamo, non si fa ricordare come un difensore centrale che poteva fare cose buone. Lo metto nel granino sotto a Ti voglio bene, però. Ah, era meglio che me li magnavo. Sì, sì. Ok. Senti, questo qui io non ho la più pallida idea di chi sia. Giannakis. Ma come cazzo si fa? Ecco. Subito, Chi immediatamente. è? Chi è? Portiere greco preso da Cellino subito dopo che la Grecia vinse l'Europeo del 2004. Ma era titolare di quella Grecia? Non so se era titolare, però la Grecia ha vinto, quindi Cellino ha detto andiamo a prendere un giocatore Andiamo a che è prendere un greco. greco. Sì, a cazzo, tipo così. Così, de botto, senza senso, tipo Boris. Perché non E prendere un greco, visto che la Grecia ha vinto l'Europeo? Sono la nuova guardia loro. è una cosa imbarazzante. Tu che sei romanista, no? Mhm. Cioè, noi siamo nati lo stesso anno, però tu, avendo visto molto di più la Roma, magari la Roma dei primi anni 2000 te la ricorderai vagamente. Sì, Ok. Quindi tu te lo ricordi, Cufré. sì, me lo ricordo, Gufre. Io penso che sia stato uno dei pochi giocatori più scarsi che abbia mai visto, Cufré. Lui è riuscito a prendere gol da Cufré. E penso basti questo. Io non È me lo stata la ricordo mia prima partita minimamente. del Cagliari, poi quella. Catergiannis. Roma-Cagliari 5-1 per voi. Ah, bene, proprio è stato l'inizio della sofferenza. Lì ti hanno messo Sì, in chiaro che avresti sofferto per tutta la vita. sì, sì. Senti, però non sono d'accordissimo con questo tipo qua nel metterlo in questa posizione qui, ovvero l'Arrivei. A me non mi dispiaceva l'Arrivei, cioè, ora non è che sto parlando di Messi, però non mi dispiaceva, ricordo male io? No, decisamente no. L'Arrivei va Mm, dritto nel ti voglio bene, subito, immediatamente. Perché è un giocatore che non è riuscito a fare quanto avrebbe potuto fare, secondo me, perché le potenzialità c'erano. mm. Il soprannome che gli era stato dato era un po' esagerato perché veniva soprannominato El Bati, un po' sicuramente per un po' la somiglianza fisica,
però dopo ha avuto addirittura il soprannome che ha avuto Jonathan, ovvero il divino. Pensa te. Sì, perché c'ha un po' st'aspetto da Gesù Cristo, coi capelli Sì, lunghi. effettivamente è un pochetto. Però a me piaceva tantissimo e poi mi fomentava perché in un amichevole con il Bastia, che era una squadra corsa, ha preso e ha incominciato a pistare tutti le botte, fomento puro, Senti, quindi gli so le bene. ma invece per curiosità ne mancano 5, poi entriamo negli ultimi 5, però ti faccio una domanda. Ma in una top 5 dei migliori, in cui il primo è fenomeno del Cagliari, poi il secondo è bla bla bla, fino alla quinta che è normale, quindi non è scarso, Mhm. perché sono tutti forti. Dove metteresti Piniglia? Te lo chiedo perché è stato uno dei miei giocatori preferiti a livello di... Però poi effettivamente segnava pochissimo, solo che gasava tanto. Piniglia casava tanto perché è vero a livello realizzativo non aveva una media così alta, ma quando lo faceva quel gol Lo lo faceva faceva fatto bello. bene. Lo faceva fatto bene. E te lo metto in una scala che da 1 è fenomeno e 5 è normale, ti do un 4 per Ok, Piniglia. ok, ok. Tanto semmai lo faremo poi, quindi poi la Sì, vedrete. sì. Allora, guarda, prossimo nome, quindi il quintultimo, è Samuele Longo. Innanzitutto chi è? Madre. Un attaccante, che cazzo è? Che cosa fa È nella un vita? attaccante, sì, è una prima punta, Samuele Longo, e tra l'altro ho letto di recente è andato a giocare in Serie C spagnola adesso. Ah, bene per Sì. lui. Sì, sì, ti dico solo che anni fa, quando il Cagliari lo prese, per qualche assurdo motivo, l'universo ha deciso che Gerry Scotti dovesse fare un tweet su questa cosa. Non E ho, no, scrisse, non ho capito. Gerry Scotti fece un No, ho tweet su capito, ma questo non ho capito. trasferimento. E scrisse, Eh. preparatevi perché Samuele Longo sarà il prossimo rombo di tuono. Eh sì, cioè, vede che era parente a lui. Me lo Eh, stai per mettere in ma come cazzo si fa per questo? O in sfogo o in super sfogo per questo? Perché se lo io merita. penso addirittura sopra, cioè è blasfemia pura Samuele Longo. È una cosa veramente imbarazzante. Non ha segnato un gol in campionato, ne segnò uno a culo in Coppa Italia, se non ricordo male. Bene. Quindi, no, è imbarazzante. Poi quell'anno, vabbè, retrocedemmo, ma Quindi dove te lo metto? Ma come cazzo si fa? sì, 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 Allora, sì. guarda, questo qua è assurdo, perché ogni volta che faccio una tier list dei più pipponi, lui c'è sempre. In tutte le secondo me se faccio la tier list del Corfa Khan, squadra in cui ha giocato, lui c'è, anche dell'Alfa IA. Credo di sapere Taxidis. di chi stiamo parlando. Taxidis. Cioè, è deformazione professionale, non può non esserci in una top dei pipponi, Taxidis. Sì, Penso abbia fatto è bene in una squadra in carriera, praticamente. probabile e probabilmente era quella dell'oratorio in cui giocava da bambino. No, Taxidis, lo sai che c'è? Che tecnicamente parlando non era nemmeno tutto sta malvagità, perché il compitino lo faceva. Il problema è che era lento, Mm, mm, mm. lento da morire. Perdeva tempi di gioco. Poi è greco, cioè il Cagliari coi greci va male a prescindere. Quindi no, Quindi, dove me lo metti? sfogo. Sfogo, Sfogo sfogo. perché un pochino mi piaceva, ma poco poco. Ok, ci sta. Senti, questo qui, il Pedro brasiliano? Perché ci somiglia un pochetto, secondo me. Tiago Ribeiro. Oh, ci Madonna, somiglia un Porello po'. Pedro. Ci somiglia un po' di faccia, dai. Pochino. Poco No, poco. Tiago Ribeiro è più muso di Vagamente. cavallo. Da Ambriaghi, dai, però... Tiago No, Ribeiro. Tiago Ribeiro è stata un'altra prima punta Mhm. che in realtà non era nemmeno così malvagio. Mm, Cioè, a me non dispiaceva, non era la prima punta che t'andava in doppia cifra fissa ogni anno. Però era uno che il suo lo faceva, poi si vedeva che comunque ci teneva alla maglia, alla causa e tutto quanto, solo che, vado a memoria, me lo ricordo parecchio scordinato pure lui. mm, mm. Però era uno che davvero in campo l'impegno ce lo metteva, quindi Quindi lo mettiamo vabbè. dove?
Era meglio se me li magnavo, dai. Ah, vabbè, dai, lo hai salvato. Sì. Allora, guarda, a questo punto ne mancano due ed entrambi nella mia lunga carriera di fantallenatore li ho presi. Niente, mi piacciono proprio quelli del Cagliari a Vabbè, ho te. capito, avete fatto negli ultimi 30 anni avrete fatto 25 anni di Serie A, 26, quanti avete fatti? Cioè, sempre lì state, che non li prendi un paio di giocatori del Cagliari all'anno? Speriamo di rimanerci. Sì, ma speriamo che non li più i giocatori del Cagliari, una merda. Allora, il primo però secondo me non mi ricordo se l'ho preso a Cagliari, secondo me l'ho preso a Pescara Ok. ed è Zappa. Allora, probabilmente l'ha preso a Cagliari perché Zappa venne preso dal Cagliari quando il Pescara era in B, se non erro. Io me lo ricordo forte forte Zappa a Pescara, non lo so comunque. A Pescara sì. A Pescara era forte forte, ma a Pescara c'era un ruolo diverso perché giocava esterno Mhm. e non nemmeno a tutta fascia perché era un esterno Ok. prettamente offensivo. Però pure a Cagliari, mo vado un po' a memoria, cioè il primo anno di Cagliari, io non me lo ricordo male, tant'è che quando il Cagliari, cioè non è che era, però non mi ricordo che era un pippone, tant'è che quando il Cagliari retrocedette dissi, bah, secondo me rimane su, poi ha fatto cagare, adesso ce l'avete ancora tra l'altro se non sbaglio. Sì, 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 sì. È l'unico mi sa Perché? di tutta questa lista che è ancora a Cagliari. Sì, è uno di questa lista, mi sa di sì. Eh sì. Sì, anche perché l'ultimo manca, ma sicuramente non gioca più, non so che fine abbia fatto, probabilmente è in qualche hotel di lusso. Va bene, parliamo dopo, insomma, Zappa. Zappa, io quando sono andato allo stadio parlando con i tifosi del Cagliari, dissi una cosa che continuo a pensare che Zappa rende fede al cognome che porta. E cominciamo Senza nulla toglie. benissimo. Sì, 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 senza nulla toglie Alle a, zappe, però. a Gabriele, che sicuramente sarà un bravissimo ragazzo, però come terzino male, Mm. come esterno male. Non si riesce a trovare una collocazione, qualsiasi cosa fa non è mai abbastanza, non riesce ad essere impattante, non è convincente. Davvero so braccia e gambe rubate all'agricoltura, una certa. Anche per il cognome aggiungerei. Per quello, quindi. Ma guarda, forse il ma come cazzo le fa mi peserebbe troppo a livello di persona, quindi ti Super dico, era meglio sfogo. sì. Super sfogo, sì. No, ora io mi Super bagnavo sfogo. è tanto, quindi super sfogo. Allora, guarda, ne manca uno. Ti ricordo che c'hai, ma come cazzo si fa? Super sfogo, sfogo. Era meglio che me li mangiavo, ti voglio bene lo stesso. E che per il momento hai fatto una tier molto equilibrata. 4 in ma come cazzo si fa, 2 in super sfogo, 3 in sfogo, 4 in era meglio che me li mangiavo e 2 in ti voglio bene lo stesso. L'ultimo nome l'ho preso al Fantacalcio ed ero fomentatissimo. Fomentato. Questo è un giocatore, ragazzi, che mi ha fomentato da morire quando l'ha preso il Cagliari. Che schifo. E poi ha fatto una carriera straordinaria se non fosse appunto per il Cagliari, perché ha fatto Ajax, Paris Saint-Germain, Fenerbahce e Toronto. Van der Oddio. Wiel, Van der Oddio. Wiel. Un uomo, un figo pazzesco. Guarda che finaccia. Mamma mia. Gregory Van der Wiel. Ricordato a Cagliari più per la moglie che per lui. Ecco, e poi tra l'altro nel destino doveva far male perché nel nome c'era Grego. Esatto, vedi, tutto torna. Tutto torna. Dovevate arrivarci prima. No, qui è ma come cazzo si fa? Perché fortunatamente, se non erro, fu preso a parametro zero dal Paris Saint-Germain. Sì, sì, te lo confermo. Quindi non ci fu un esborso economico gravoso, se non magari in termini di contratto, ma dubito fortemente sia andato oltre il 1,5 milioni. Penso che quello era il massimo. Lo sto cercando, ma non credo. Sì, È anche il secondo, perché. è il secondo calciatore olandese a vestire la maglia rossoblu dopo El Kabir. Ah, pure quell'altro buono. Mamma mia. Lasciam perdere, ah. E. No, cioè io di Van der Wiel mi ricordo la prestazione che fece contro il Pordenone in Coppa Italia, partita che perdemmo ed era imbarazzante. Era imbarazzante perché si pensava, si credeva un pesce grande in uno stagno piccolo, E invece ma in era una realtà pippa. era una pippa clamorosa. Però a Parigi non me lo ricordo male. Secondo me semplicemente non ha preso a pieno l'impegno. Lo ha sottovalutato. Ha pensato che Assolutamente fosse sì, venuto a fare la vacanza. Cioè non era sto fenomeno, assolutamente sì. Però. No, comunque a livello di terzino non era per niente male.
Per Ma niente. tra l'altro io in un video recente, a proposito di terzini che sono passati da Cagliari, ho scoperto, e lo controllo per sicurezza. No, no, stavo dicendo una cazzata, no, evitiamo, Mm. evitiamo. Pensavo che Maxwell Ok. fosse stato a Cagliari, invece non è mai stato a No, Cagliari Maxwell. Ok, no, chiedo scusa. mi Vabbè, sarebbe comunque, piaciuto. sì, penso che ti sarebbe piaciuto. Mm. Allora, guarda, noi la tier di oggi l'abbiamo finita. Provo a dirti che cosa hai fatto. Hai messo in Ti voglio bene Vai. lo stesso, i Barbo e Larry Way. Poi hai messo in Era meglio che me li magnavo, Andreolli, Caio Rangel, Clavan e Tiago Ribeiro. Hai messo in Sfogo Agazzi, Avelar e Taxidis. Hai messo in Super Sfogo, questo che cazzo è? Ceppellini e Zappa. Hai messo in, ma come cazzo si fa? Cabrera, Seter, come diamine si dice, Kater Giannakis, cioè quelli con i nomi difficili, hai messi là, Samuele Longo e Van der Wiel. Beh, ci posso stare, ci Sei posso soddisfatto stare. del tuo operato? Io sì, di quello del Cagliari no, decisamente no. Allora ragazzi fateci sapere qui sotto in un commento. Oggi tanto te l'ho gestito, oggi il canale l'ho preso io, basta, Sì, sì, quindi sì, sì. oggi la chiudo anch'io. Fateci sapere se insomma il video vi è piaciuto, fateci sapere se volete un'altra tier list, perché è importante, insomma ve ne portiamo un'altra, cioè. Grazie, buon shalalala e noi come sempre ci vediamo a un prossimo video. E Ciao chiudiamo ragazzi, entrambi così, vai, così. vai.